Cammarata anche quest'anno riapre il suo territorio alla Settimana della Cultura dal 26 luglio al 4 agosto 2024, attraverso spettacoli, performance, musica, letteratura, stelle, eventi che si realizzeranno in tutto il suo centro storico. Il sindaco di Cammarata, Giuseppe Mangiapane, e l'amministrazione comunale promuovono una varietà di attività che possono offrire adesione emotiva, intellettuale e ludica ai suoi cittadini, ma ovviamente anche a coloro che vorranno seguirci in quei giorni. Donna, Sicilia e dintorni, questo è il nostro titolo che privilegia il femminile, l'immortale cultura arcaica della nostra mitologia e delle tradizioni, il territorio per una sua concreta riqualificazione, ma soprattutto un'attenzione ai cittadini, ai giovani che ancora credono nelle nostre risorse, ai meno giovani che vogliamo incontrare nelle piazze. Vi presentiamo il cartellone degli eventi che si svolgeranno durante la settimana della cultura dal 26 luglio al 4 agosto. Numerosi gli appuntamenti previsti in programma, rappresentazioni teatrali, quest'anno anche itineranti, estemporanee di pittura, laboratori per bambini e per adulti, mostra fotografica di pittura, spettacoli di danza, degustazioni, incontri con scrittori e scrittrici e parecchi momenti musicali. Gli eventi saranno tutti a ingresso libero. Gli eventi sono altresì a cura della redazione artistica di Patrizia D'Antona per l'ambito del teatro, della musica e della danza e della direzione artistica di Carlos Bonfanti per l'ambito di arti visive, grafica e pittura. Ci aspettiamo un pubblico numeroso e vario e come è naturale che avvenga per una manifestazione di questa portata, ha dichiarato il sindaco. Questo evento prosegue per noi uno sforzo importante, ma come amministrazione comunale siamo fermamente convinti che la cultura sia il mezzo più importante ed efficace per promuovere il nostro territorio.